Voto nella provincia autonoma di Bolzano, da domani negozi aperti, da lunedì bar e parrucchieri. Il governo minaccia di impugnare il provvedimento. Zaia, Roma consenta di agire con un piano come in Alto Adige. Appello del professor Crisanti ai cittadini perché rispettino le misure di prevenzione anticontagio e sulle riaperture, sì, ma solo dopo la valutazione del rischio. Nel suo primo ritorno a Padova dall'inizio dell'emergenza sanitaria, la Presidente del Senato visita l'ospedale e propone l'istituzione di una giornata dei camici bianchi. Anziani morti a Casafenzi, a Conegliano si indaga per omicidio colposo, aperti 5 fascicoli in procura a Treviso, i familiari delle vittime chiedono chiarezza. Scarcerazioni per rischio contrazione coronavirus, a Vicenza in 6 escono dalla casa circondariale, il Carroccio Berico chiede l'intervento del Presidente della Repubblica. Un'azienda nel Veronese ha prodotto mascherine con l'effigie di Benito Mussolini e una dichiarazione del Duce, immediata la bufera politica. A Monastiere la titolare di un bar chiuso dal lockdown non rinuncia a preparare e portare gratuitamente il pasto ad alcuni anziani del suo paese. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano i dati relativi all'andamento dell'epidemia di coronavirus nel nostro territorio. Sono dati che sono in tendenza rispetto a quelli riportati negli ultimi giorni e che dimostrano un progressivo allentamento della morsa appunto del virus nel nostro territorio. I cittadini veneti attualmente positivi sono 6.187 più 42 rispetto a ieri. I cittadini in isolamento sono 5.503, quindi con un calo di oltre 200 unità rispetto a ieri. I negativizzati, quindi i guariti, sono 10.804. Il numero delle persone decedute negli ospedali del Veneto è di 4 persone. Il dato è riferito a questa mattina, siamo ancora in attesa del bollettino serale fornito dall'azienda Zero e sale a 1627, quindi il numero delle persone che hanno perso la vita nella nostra regione a causa appunto del coronavirus. Intanto fa discutere a nord-est l'accelerata dell'Alto Adige con la decisione della provincia autonoma di Bolzano che da domani ha decretato l'apertura dei negozi, da lunedì bar, ristoranti, parrucchieri e quant'altro. Il tema autonomia è quindi tornato prepotentemente nell'incontro odierno con la stampa da parte del governatore del Veneto Zaia. Sentiamo. Noi siamo in una situazione assolutamente positiva. Positiva nel senso che abbiamo le curve che vanno verso il basso. È fondamentale che non si cali la guardia. Fatta questa premessa, che dà per scontato l'utilizzo corretto della mascherina e il rispetto delle regole anticontagio, nel suo quotidiano Punto Stampa il presidente Zaia è tornato sulla questione delle aperture, lanciando un altro messaggio al governo e soprattutto commentando il caso dell'Alto Adige. Ad oggi c'è solo un provvedimento che è una legge del Consiglio regionale della provincia autonoma di Bolzano, che ovviamente è stato fatto dalla provincia autonoma di Bolzano, invocando l'autonomia, invocando tutta una serie di presupposti giuridici, e se volete questo artifizio permette forse di aprire un varco per una provincia autonoma, visto e considerato che non è un'ordinanza, quindi non viene impugnata al TAR, ma dovrà andare in Corte Costituzionale. Questo forse è il vero ragionamento da fare. Mi sento costantemente col collega Fedriga e con gli altri colleghi, Totti, Fontana, Bonaccini, insomma tutti quelli che vi vengono in mente, e dico che c'è condivisione rispetto al fatto che il 1° giugno sia una data troppo distante. È indubbio che non possiamo più attendere e chiediamo, o quantomeno io in particolar modo chiedo, che il governo produca un provvedimento che potrebbe essere tranquillamente un DPCM nel quale si dice: si autorizzano le regioni ad aprire sulla base di un piano che vogliamo vedere. È difficile spiegare che un'azienda con 1000 dipendenti può aprire e sta lavorando da settimane e un negoziante che vende magliette in 40 metri quadri non può aprire. È difficile spiegare che delle attività possono avere degli assembramenti anche di centinaia di persone e poi una parrucchiera non può tagliare i capelli e fare la conciatura a una signora o a un signore.
Allora capite che anche dal punto di vista epidemiologico io vorrei anche delle spiegazioni rispetto a questo. Adesso vedere bistrattati gli artigiani, i negozianti, non lo trovo giusto. Questo dico. Il governo se c'è batta un colpo. Il governatore ribadisce ancora una volta l'importanza dell'autonomia per il Veneto. Qui ci vuole il coraggio di riconoscere che l'autonomia è l'unica forma di gestione di questa fase emergenziale. Capisco quella acuta nella quale ci vuole una visione, diciamo, generale, dove tu dici attenzione perché i confini regionali il virus non li conosce. Ma in questa fase deleghiamo le regioni, finiamola con questo retaggio che l'autonomia è sempre un problema. Solo in Italia si ragiona così. Se ci dà l'autonomia il governo, noi ci assumiamo la responsabilità di interfacciare questa autonomia con i pareri sanitari del territorio. Infine il Presidente è tornato sui test sierologici. La sperimentazione sta andando avanti, il tema clinico, come vi ho detto, è partito uno studio multicentrico che prevede Padova, lo Spallanzani, quindi la dottoressa Del Silvestro e quindi la nostra azienda ospedaliera di Padova, lo Spallanzani il San Matteo, scusate, di Pavia, e poi forse si aggiungeranno anche altre realtà, sarà uno studio multicentrico. Vi dico anche che noi nelle prossime ore, insomma ore vuol dire un giorno, io ho già visto la bozza della lettera, verrà inviata una lettera a tutti, qui voglio essere chiaro, a tutti coloro che sono guariti dal coronavirus per il famoso prelievo. Però voglio essere chiaro perché deve essere fatta un'analisi poi della qualità della risposta anticorpale, perché al di sotto di una certa soglia il sangue non serve. Quindi si chiede a tutti la disponibilità per costituire questa banca. Ed il caso Alto Adige ha tenuto banco fin dalle prime ore di oggi dopo l'annuncio del presidente appunto della provincia autonoma che di fatto riapre negozi e bar. Prima di tutti i negozi, abbiamo detto, da domani, da lunedì bar, ristoranti e negozi per i servizi alla persona. Sentiamo. I negozi da domattina, bar e parrucchieri da lunedì, via libera in una parte di nord-est. In Veneto? No. In Friuli Venezia Giulia? Nemmeno. Qui siamo in Alto Adige, provincia autonoma di Bolzano, dove nel cuore della notte, con 28 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti, passa il disegno di legge che, proprio in virtù dell'autonomia del suo statuto, brucia tutti sulle velleità di riaperture anticipate. Fosse una corsa ciclistica, avremmo assistito al velocista che si stacca dal gruppo per la volata. Ma guai a definire la fuga o strappo con Roma, se parlate con Arno Compaccer, presidente della provincia autonoma di Bolzano e governatore del Trentino Alto Adige. Non ho mai esitato a elogiare anche l'azione di governo, poi però già da qualche settimana ho fatto presente che per la fase 2 poi si deve tornare anche a una ordinaria gestione, diciamo, della situazione anche a livello regionale, perché abbiamo la nostra autonomia, abbiamo le nostre prerogative e avevo auspicato già da tempo un DPCM che prevedesse appunto proprio questo, una differenziazione a livello regionale e margini di manovra anche per le singole regioni in base a linee guida emanate a livello nazionale, magari condivise anche con tutte le regioni. Questo purtroppo non è avvenuto finora, adesso sembrerebbe che per il 18 sarà proprio così e noi nel frattempo ci siamo, diciamo, messi abbiamo lavorato su questa legge e l'abbiamo approvata adesso. Nessuna decisione avventata, ribadisce, ma all'interno delle linee guida sanitarie del governo, anche perché qui la situazione è da tempo sotto controllo grazie a restrizioni più forti di quelle del governo. Noi abbiamo già da oltre un mese l'obbligo di portare la mascherina sempre, ovvero abbiamo anche la distanza che è di 2 metri che va osservata, cioè sotto i 2 metri bisogna comunque sempre avere la mascherina, i locali chiusi sempre la mascherina e tante altre prescrizioni e perciò noi partiamo sì ma in sicurezza. E la legge stessa, continua, consente di rimettere mano alle ordinanze se la situazione tornasse ad aggravarsi. Ma è il momento, dice Compaccer, di ridare forza e ossigeno a un'economia alle prese con una crisi più grave di quella del 2008. Vogliamo soprattutto responsabilizzare i cittadini. La nostra idea è che la mano pubblica non può garantire fino all'eternità di escludere qualsiasi rischio di contagio. C'è un lockdown eterno, neanche quello lo consentirebbe. E perciò responsabilizziamo tutti i cittadini. Inevitabile la reazione di Roma. È evidente che il governo approva l'idea del riavvio graduale delle attività economiche, dice il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, ma ritiene che l'autonomia debba esercitarsi sempre nell'ambito del rispetto dei valori universali garantiti dalla Costituzione.
primo fra tutti quello alla salute. Per questo il governo non può far altro che impugnare il provvedimento, limitatamente alle parti in contrasto con le regole sulla sicurezza sul lavoro. Parole che non turbano Compaccer. Noi potremo anche poi presentare le nostre controdelizioni e io credo che saremo in grado anche a spiegare molto bene la nostra posizione e credo anche che sia in linea la nostra posizione con quello che comunque sono gli indirizzi a livello nazionale, perché sappiamo che tutte le regioni italiane adesso hanno anche presentato un'istanza al governo di poter iniziare a ripartire. Da un primo monitoraggio tra le imprese associate all'avvio della fase 2 in Veneto è stato ordinato e gestito con grande responsabilità sia dagli imprenditori che da tutti i lavoratori, lo dice Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto. I protocolli di sicurezza vengono applicati scrupolosamente, afferma, ed il banco di prova dei controlli Spisa, ampiamente superato già nelle scorse settimane, ci dimostra che quanto messo in campo, se applicato correttamente, funziona. Comunque, continua Carraro, il recupero non sarà così veloce come lo sono state le perdite. La produzione industriale italiana tra marzo ed aprile, per le misure adottate per il contenimento del virus, ha subito un calo di oltre il 50% solo nel mese di marzo. Il calo in Veneto è stato del 30%. Per questi motivi, dichiara il presidente degli industriali del Veneto, il secondo trimestre forse sarà ancora più duro del primo. Appello del professor Crisanti ai cittadini perché rispettino le misure di prevenzione e sicurezza anticontagio. Sentiamo. Prosegue l'attività dell'università e dell'azienda ospedaliera sul fronte della ricerca e dello studio del coronavirus. Punto di riferimento per la regione rimane il professor Crisanti, che cita Padova come esempio di educazione civica, ma critica anche, senza mezzi termini, la situazione di altre realtà e si dice indignato del comportamento di alcuni italiani. Altre città dove si vede gente affollata senza mascherine. Guardi, ecco, io voglio dire a queste persone, noi abbiamo lavorato giorno e notte per arrivare a questo punto. È veramente un delitto sprecare il lavoro fatto e il punto in cui siamo stati. Ecco, questo è il messaggio che voglio dare. C'è poi l'ipotesi che circola in queste ore che già nell'ottobre scorso qualcuno fosse stato colpito da Covid a Wuhan, in Cina, la città simbolo dell'epidemia. Un'ipotesi basata anche sul racconto dello schermidore trevigiano Matteo Tagliariol, che aveva affermato di aver avuto sintomi compatibili durante i mondiali militari. È anche vero che Tagliariol era poi guarito e non si era sottoposto ad esami specifici. Crisanti spiega che Padova è centro di riferimento veneto dell'influenza e che sono stati rianalizzati i tamponi archiviati da ottobre a marzo, il periodo dell'epidemia di influenza. Li abbiamo praticamente ritestati tutti retrospettivamente per verificare se c'era qualcuno che c'era sfuggito che era infetto al coronavirus. Questa analisi non ha dato nessun risultato positivo finora, quindi a Padova e nella regione Veneto, di cui noi siamo il centro di riferimento, da l'inizio di novembre fino a gennaio, analizzando retrospettivamente tutti i campioni che erano arrivati come diagnosi influenza, non abbiamo trovato nessun caso di coronavirus. Quanto all'ipotesi di apertura differenziata da regione a regione, Crisanti, anche senza affermarlo specificamente, si dice in sostanza favorevole, ma per motivazioni strettamente scientifiche. La riapertura deve essere fatta su base del rischio, non è che è molto semplice. Un'apertura indifferenziata significa che non è stato calcolato il rischio. Ecco, questo penso di averle dato una risposta. La scienza si basa su misure, quindi se non ci sono misure è chiaro che sono contrario. La conferenza delle regioni presieduta da Stefano Bonaccini ha stabilito nella riunione del 7 maggio di posticipare i saldi estivi al 1° agosto 2020. La decisione nasce da una sollecitazione degli assessori alle attività produttive ed è motivata dalle necessità derivanti dalla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle conseguenti misure. Il presidente Bonaccini ha poi scritto ai presidenti di regione e province autonome invitandoli a dare seguito alla suddetta decisione per una omogenea applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale. Nel suo primo ritorno a Padova dall'inizio dell'emergenza sanitaria, la Presidente del Senato Casellati visita l'ospedale e propone l'istituzione di una giornata dei camici bianchi.
Mi sento orgogliosamente padovana, orgogliosamente veneta, orgogliosamente italiana, perché noi italiani siamo un grande popolo. Il Presidente del Senato è tornata a Padova per la prima volta dopo 2 mesi e mezzo dall'inizio dell'emergenza coronavirus e per prima cosa ha fatto visita all'ospedale, ufficialmente in forma privata, ma ovviamente nella pratica non è stato così, rimanendo all'esterno nel chiostro del Giustinianeo per non intralciare l'attività sanitaria. Per ringraziare tutti i medici, tutto il personale sanitario, amministrativo, tutti, per il grande lavoro che avete svolto con grande coraggio, con grande sacrificio. Ieri al Senato, racconta la Casellati, su sua iniziativa tutti i gruppi parlamentari e quindi tutti i partiti hanno sottoscritto un disegno di legge per l'istituzione di una cosiddetta giornata dei camici bianchi che abbia anche risvolti concreti. Allora è tempo che anche ai medici, a tutto il personale tutto, ci sia un fine mese con più soldi in tasca. Il numero 2 dello Stato, ricevuta dalle autorità di comune, provincia, università e dal prefetto, ha raccontato come ha visto Padova da lontano. Vedevo la mia Padova con orgoglio, perché Padova è un modello per il Veneto, per l'Italia, ma per il mondo, sia da un punto di vista dell'organizzazione che ha saputo fare, sia da un punto di vista della ricerca, che è una ricerca avanzata. Una ricerca che porterà, magari proprio da Padova, alla scoperta di una terapia e poi di un vaccino anti-Covid. Intanto c'è da rispondere immediatamente ai bisogni concreti. Ma c'è anche un'emergenza economica. Noi dobbiamo rispondere, abbiamo il dovere di rispondere da subito a tutti i cittadini mettendo soldi in tasca agli italiani. Anziani morti a casa Fenzi a Conegliano, si indaga per omicidio colposo, aperti 5 fascicoli in procura a Treviso. Sentiamo. Certamente se la magistratura ha ritenuto di fare degli approfondimenti, come già esposto pubblicamente da parte degli organi amministrativi e dalla direzione della casa di riposo, loro, come fatto dall'inizio, sono a disposizione e auspicano chiaramente che venga fatta tutta la chiarezza possibile. Chiarezza in tempi brevi, chiede l'avvocato Fabio Crea, incaricato dalla direzione della RSA di Casafenzi a Conegliano della difesa legale, dopo che la procura, a 2 settimane dall'avvio dell'attività investigativa, ha aperto 5 fascicoli per omicidio colposo a carico di ignoti, uno per ciascun decesso sottoposto ad autopsia. Nella struttura coneglianese su 190 ospiti 112 sono stati colpiti dall'infezione con 27 decessi sospetti. Gli operatori che risultano essere stati contagiati sono 47 su 160, oltre un quarto. Dopo l'esposto del Comitato dei Familiari, presentato ai Carabinieri di Conegliano lo scorso 20 aprile, gli sviluppi dell'inchiesta del sostituto procuratore Anna Andreatta sono ad una svolta. Ora ci si augura si arrivi ad accertare la verità su quanto è accaduto all'interno di Casa Fenzi. È il commento di Vittorio Zanette, presidente del comitato che riunisce i familiari. Noi cerchiamo la verità, vogliamo avere una fotografia reale, chiara, di ciò che è avvenuto in questi 2 mesi all'interno della struttura e conoscere chi effettivamente si è reso responsabile di questa situazione. Qui qualcosa è sfuggita sicuramente la situazione di mano alla struttura, perché per come vogliamo effettivamente capirlo. Un'azienda del Veronese ha prodotto mascherine con l'effigie di Benito Mussolini e la scritta "Camminare, costruire e se necessario combattere e vincere", una delle dichiarazioni del Duce. Sui social è subito scoppiato il caso con critiche e commenti, anche se non sono mancati giudizi positivi sull'iniziativa. Altri prodotti simili, peraltro, si trovano in vendita online su un sito dedicato al merchandising di Mussolini. Tra le tante cose che possono capitare in una pandemia, quella di vendere mascherine per la protezione individuale con l'effigie del Duce fascista è la più sgradevole di tutte, denuncia il senatore del PD Vincenzo D'Arienzo. Chi commercializza quel prodotto inneggia al fascismo e ne favorisce l'apologia, un fatto deplorevole da condannare con fermezza, dice. Scarcerazioni per rischio contrazione coronavirus, in 6 escono dal carcere di Vicenza, dura la presa di posizione della Lega Berica che chiede l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella.
rischio di contrarre il coronavirus dietro le sbarre. È così che esponenti di primo piano di clan della Camorra, piuttosto che personaggi implicati in inchieste sul traffico internazionale di stupefacenti o ancora soggetti legati a cosche dell''ndrangheta, sono usciti dal carcere per continuare a scontare la condanna agli arresti domiciliari. 6 quelli che sono usciti nelle scorse ore dal carcere di Vicenza del Papa San Pio X farebbero peraltro parte di una lista comprendente altri 376 nominativi. Dura al riguardo la posizione della Lega, che chiede al Presidente della Repubblica di intervenire e alla politica di aiutare lavoratori e imprese. Un segnale gravissimo, noi ci appelliamo anche al Presidente della Repubblica perché intervenga, perché mettere di fatto in libertà queste persone che hanno compiuto, sono indagati per reati molto molto gravi, è un pericolo non solo per la cittadinanza ma per tutto il sistema. Mi appello al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle perché tornino sui propri passi, riportino in carcere queste persone e si occupino effettivamente di artigiani, commercianti e partite IVA. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi, subito dopo parleremo delle nuove disposizioni per la celebrazione delle messe alla presenza dei fedeli, quindi in forma pubblica. A tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dopo l'accordo sottoscritto tra CEI e Governo per riprendere le celebrazioni delle messe in forma pubblica, la Conferenza Episcopale Triveneta ha divulgato le indicazioni per l'igienizzazione e la tutela dei fedeli e dei luoghi di culto. 10 punti che rispondono a un unico principio: rendere le chiese dei luoghi sicuri, pur conservando la loro bellezza e integrità. Li ha sintetizzati così la Conferenza Episcopale del Triveneto, consulta dei beni culturali ed edilizia, attraverso il documento redatto dall'architetto Don Gianmatteo Caputo, incaricato regionale per i beni culturali e l'edilizia di culto. Ciò che mi è stato chiesto come incaricato regionale per i beni culturali era di offrire delle indicazioni semplici per i parroci. Una nota che il sacerdote veneziano ha inviato su incarico del vescovo delegato per i beni culturali, Monsignor Renato Marangoni, vescovo della diocesi di Belluno-Feltre. L'obiettivo è chiaro: rendere sicuri tutti i luoghi di culto del Triveneto e dei beni artistici che essi contengono. Le indicazioni quindi mirano alla salute dei fedeli, ma al tempo stesso anche alla conservazione del patrimonio, che potrebbe essere danneggiato da operazioni o interventi troppo invasivi o addirittura non necessari. Tra le disposizioni spiccano ad esempio il distanziamento sociale, ovviamente necessario, guanti e mascherine per i fedeli. Ci si asterrà dalla raccolta delle offerte e dallo scambio della pace. Ma, ricorda Don Gianmatteo, nei luoghi di culto è necessaria l'igienizzazione ben curata e costante, non la sanificazione con interventi a volte fin troppo invasivi. I criteri dell'igiene quindi sono quelli che prevalgono sulla sanificazione, che non è necessaria nei luoghi di culto, ma al tempo stesso va richiamata anche quella modalità di frequentazione, di fruizione che in qualche modo garantisce rispetto alla conservazione dei beni, ma anche al rispetto della salute pubblica dei singoli fedeli. Ed ora torniamo a Monastier, torniamo nel Trevigiano, a Monastieri in particolare, dove con l'emergenza contagio c'è chi, pur avendo il locale chiuso, continua a lavorare tra i fornelli. Vediamo perché. La persona sotto alla tuta e la mascherina è Nicoletta, la titolare di un locale a Monastier chiuso come tutti gli altri da oltre 2 mesi. Ma lei di fatto non ha mai smesso di preparare piatti nella sua cucina dietro al bancone, solo che li fa per quelli che lei chiama i suoi nonni. Mi basta, la gioia, vedere negli occhi di queste persone, la gioia di vedere qualcuno, soprattutto in questo periodo, che non possono andare a trovarli i nipoti, i figli. A loro basta poco. Basta la presenza di qualcuno, Perché diciamo in realtà non è un problema di difficoltà economiche, assolutamente ma no. è un altro tipo di problema, cioè la solitudine. È la solitudine, il problema sì. Così, da oltre 2 mesi, ogni giorno, domeniche incluse, Nicoletta, come oggi con le uova e gli asparagi, prepara in sicurezza i piatti, li mette al caldo nel bagagliaio dell'auto e poi via verso chi la sta aspettando. Adesso andiamo da Beppi. Prendiamo per primo. Beppi chi è? Beppi
è un nonno che lo voglio adottare. E Beppi, più che gli asparagi, aspetta il sorriso quotidiano di Nicoletta. Eccomi qua. Ciao Beppi! Ciao. Come stai? Tutto male. Ascolta, io appoggio qua, dopo prendi te. Sì. Tutto a posto? Sì, sì. Bene. Vorrei darti un abbraccio, ma aspettiamo che passi. Non so poi il picco me lo volta adesso. E poi via verso nonna Egle, 97 anni e non sentirli. Buongiorno! Dove vai? Non mi eri riconosciuta. È bianco. Dove vai? Ciao! Buongiorno. Cosa mi dai là? Lei ogni tanto mi dai dietro. Oggi Buongiorno. uova e asparagi oggi. Questa signora qua da Pasqua, da Pasqua. Ma Venezia, Sempre portata, ogni giorno. Brava, no. è una brava ragazza. Una missione, una passione. Nicoletta in fondo non sa spiegare bene cosa l'anima. Certo è un'emozione forte, visto che per lei non terminerà con la fine dell'emergenza contagio. Adesso che è stata tutta questa restrizione, no? Che i nipoti non potevano venire, magari chi abita a Milano, chi sono rimasti soli, farli sentire al sicuro, non soli, protetti, ecco. E tu andrai avanti a fare questa cosa fino a quando? Per sempre. Andrò avanti per sempre. Ed era questo l'ultimo servizio per l'edizione del Veneto dei nostri TG. Grazie per essere stati con noi. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Anticiclone ancora presente sull'Italia, bel tempo dunque sul nostro territorio, solo con qualche occasionale disturbo. Il dettaglio di sabato 9 maggio. Sul Veneto tempo in prevalenza stabile, sarà infatti ampiamente soleggiato e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non si escludono tuttavia degli isolati acquazzoni sui settori montuosi. Temperature calde, minime fino a 14-15 gradi, valori massimi compresi invece tra i 22 e i 26 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tempo buono, con sole dappertutto, al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime tra i 23 e i 25 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole, solo con qualche pioggia, solamente sui settori alpini di confine. Temperature minime sui 12-14 gradi, massime sui 26-27 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.